Oggi si apre il bando della Regione Veneto per il concorso di idee per realizzare una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, rivolto agli studenti delle scuole superiori e professionali. Le proposte dovranno essere presentate entro il 13 aprile 21. I primi 3 classificati otterranno un premio in denaro, primo classificato 5.000 euro, secondo classificato 3.000 e terzo classificato 2.000. Le proposte verranno acquisite dall'amministrazione regionale che potrà utilizzarle anche in campagne future sulla sicurezza stradale. L'iniziativa è partita dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, dal vicepresidente assessore alle infrastrutture, ai trasporti e alla mobilità sostenibile Elisa De Berti, dalla direttrice dell'ufficio scolastico regionale, ribadendo l'importanza di un coinvolgimento dei giovani per sensibilizzare sulla sicurezza stradale e sugli incidenti. La collaborazione diretta dei giovani li trasformerà nei migliori testimonial. La percezione dei ragazzi rispetto alla sicurezza stradale sarà la chiave di lettura di questa campagna di comunicazione che spero possa diventare anche un messaggio virale nel 2023 per vivere con maggior consapevolezza i rischi, ha affermato la De Berti. La necessità di rispettare le regole, di essere prudenti e prestare la massima attenzione è un messaggio da ribadire anche con l'aiuto dei ragazzi, ha concluso. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.